Lo studio che è stato fatto per quanto riguarda il tracciato conferma che le scelte fatte dai sindaci, ovvero che sul tracciato che avevamo deciso, sono quelle che sono più compatibili da un punto di vista paesaggistico e ambientale. E così Veneto Strade, ovvero la regione, alla fine ha ascoltato la voce dei territori. Almeno per il nuovo ponte di Vidor, che dopo quasi mezzo secolo di parole inizia a vedere i primi fatti concreti. Adesso la procedura prevede che ci sia un passaggio alla valutazione ambientale fatta dalla provincia, poi naturalmente chiederemo al Ministero, perché naturalmente l'opera costa più di 100 milioni di euro, quindi di finanziarci questa opera che è strategica per il nostro territorio. Il progetto ora sarà pubblicato dalla provincia per valutazioni necessarie alla successiva fase di eventuale adeguamento in vista dell'approvazione definitiva, prevista comunque per fine del prossimo autunno. Una rivoluzione viaria per la zona e non solo. Parte dalla Feltrina, quindi si esce dallo svincolo di Cornuda, prende via della Ghiaia e poi da lì, da Crocetta, andrà verso il Bosco di Vidor con un viadotto che naturalmente supererà il Piave. Onestamente, quanto tempo ci vorrà? Per le opere pubbliche in Italia ci vuole tanto tempo, però è chiaro che noi spingeremo perché venga realizzato nel tempo più veloce possibile. Per quello attuale, invece, è previsto un utilizzo più urbano con divieto di passaggio al traffico pesante. Che è un ponte che è stato già verificato da un punto di vista statico, quindi è un'opera che continuerà a persistere sul nostro territorio e non ci sarà nessuna decisione diversa, quindi il traffico continuerà, sarà un traffico sicuramente ridotto rispetto a quello che prenderà il nuovo ponte.